L'arte figurativa ha trovato nel periodo resistenziale una sorgente di ispirazione stimolante quanto ancora viva, come lo dimostrano le molteplici opere realizzate dal 1943 ad oggi. Tutte opere che riguardano quel periodo si possono annoverare tra le testimonianze, ma sono espressioni personali che amplificano i limiti che ogni testimonianza comporta, in quanto sono frutto del sentimento e delle emozioni personali. Giuseppe Marchiori, nel Manifesto del Fronte Nuovo delle Arti del 1946, scrive: «L'arte non ha il volto convenzionale della storia, ma è la storia stessa che degli uomini non può fare a meno». Ne è prova la celeberrima opera di Picasso, Guernica, che esprime con una costruzione linguistica del tutto personale ed evocativa una forte denuncia morale e un completo rifiuto della guerra. Non si tratta dunque di raccontare esclusivamente ciò che accade il 26 aprile del 1937 nel piccolo paese basco, ma di esprimere un sentimento umano di avversità a tale barbarie. Altrettanto efficace è la fucilazione nelle Asturie di Aligi Sasso, ricordando la rivoluzione scoppiata in Spagna nel 1934, opera che, come documentazione di un crudo e triste avvenimento, vuole riaffermare le parole di Carlo Rosselli: «La guerra di Spagna rappresenta il preludio di una seconda guerra mondiale» e l'arte ha iniziato a raccontarla. All'artista non spetta descrivere i fatti come avvengono, questo è il compito degli storici o di altri artisti, come i fotografi o i cineasti, che con il linguaggio della fotografia e del cinema hanno potuto documentare più realisticamente alcuni avvenimenti. All'artista invece il compito di esprimere un sentimento, una sensazione, un'emozione certamente profonda, ma pur sempre personale, poiché l'artista si esprime come un componente di una società democratica e libertaria e il suo compito è dunque dettato da una determinata visione civile e politica che riguarda sia l'uomo che la società nel suo complesso e nel suo ordinamento costituzionale. L'artista esprime la necessità di indagare i propri sentimenti per renderli comuni e nel contempo manifestare l'impegno a ripresentarli nel tempo, per evitare che nel susseguirsi delle generazioni si assopiscano e perdano di significanza sia morale che storica, una testimonianza che integra la storia con immagini rievocative che diventano, nel tempo, memoria collettiva. Ogni opera d'arte, come la Partigiana di Leoncillo, distrutta da una bomba fascista nel 1961 e ora in copia a Capesaro, non solo esterna un contenuto, ma lo rappresenta come simbolo, come momento di riflessione, come richiamo continuo alla storia e al sacrificio dei singoli. Necessario è dunque continuare a far memoria attraverso la narrazione di artisti, le cui opere sono sopravvissute nel tempo di loro autori. Opere d'arte come espressione di una realtà storica e una forza politica che attraverso le emozioni individuali diventano patrimonio di ogni cittadino democratico. Ogni espressione artistica, in quanto tale, estende e trasforma ogni dimensione esistenziale e privata in collettiva, attraverso le immagini che hanno descritto e illustrato e che ancora testimoniano un tempo eroico, i cui protagonisti sono stati dei giovani che nel compiere una chiara scelta di campo hanno sconfitto una società totalitaria e illiberale e nel contempo hanno dato vita a nuove speranze e a un nuovo Stato democratico. Un percorso spesso delineato dalla rabbia, dall'odio e dal terrore, come Mirko Basaldella ha materializzato nella sua scultura Furore del 1944, il cui urlo rappresenta l'espressione più intensa del dolore e con esso quello della riscossa, un urlo liberatorio che incita l'uomo a ribellarsi alla tirannide nazifascista. La storia ci ha raccontato anche degli operai, dei contadini, dei borghesi delle città e delle campagne, delle donne madri e figlie, combattenti silenziosi o patrioti che con gli scioperi del marzo del 1943 dettero inizio a Torino alla resistenza e che la alimentarono e la difesero nelle ore più drammatiche. Attraverso l'arte è dunque possibile ricordare efficacemente le vive esperienze delle donne e degli uomini che hanno contribuito alle riconquiste sociali e democratiche
Attraverso l'arte ricordiamo sia le donne e gli uomini che sfilarono con il tricolore il 25 aprile del 1945, sia quelle che rimasero vittime di rastrellamenti, deportazioni o fucilazioni. Ecco, la resistenza che l'arte narra e narrerà nel tempo. Ecco l'oggettivazione dei due più significativi sentimenti che hanno caratterizzato la creatività degli anni, il dolore e la speranza. Migliaia sono i quadri e i disegni che descrivono uccisioni, impiccagioni, rastrellamenti, fucilazioni di giovani. Immagini come quelli degli impiccati di Rimini, riprodotti da Mucchi. Immagini che nelle raffigurazioni della morte rendono perenne il sacrificio personale, il dono di una vita per la libertà. Così il senso del dolore vive, sebbene contrapposto, alla fiducia del futuro. Questo sentimento ce lo suggerisce la partigiana di Augusto Maurer, distesa, priva di vita e lambita dal moto perpetuo delle acque della laguna veneziana, che invano cercano di portarsi via il corpo, che invece resiste e rimane lì, adagiato sulla riva, a memoria della sua eroica scelta di combattere per la libertà. O ancora la malinconica crocifissione di Guttuso, che di quel suo quadro scrisse: «Questo è il tempo di guerra e di massacri, Abissinia, gas, forche, decapitazioni, Spagna, altrove. Voglio dipingere questo supplizio del Cristo come una scena di oggi, come simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le loro idee, le croci come le forche alzate dentro una stanza, i soldati e i cani, le donne scamigliate, discinte e spiangenti, a lume di candela, la candela di Guernica, gente che entra ed esce, oppure puntare sul contrasto, il supplizio tra il popolo con giocolieri soldati, circo e massacro, al sole, con l'uragano che arriva. Oltre alla resistenza, alla lotta armata dell'esercito di liberazione, l'arte ha raccontato e raffigurato le terribili esperienze di campi di concentramento. Importante testimone è stato Zoran Music, che con i suoi scarni e crudi disegni tratteggia la sua memoria abitata da file di cadaveri allineati a terra o accatastati, per ricordare ai giovani come allora il dialogo con la morte era un avvenimento quotidiano. Ma c'è anche la speranza della riscossa che Emilio Vedova ispira nel 1944 con Assalto alle carceri, o in Mirko Basaldella, che vede nella riproposta della Marsigliese di François Rudd una metafora sociale che affonda le radici nelle rivolte socialiste dopo la Rivoluzione francese. Ma su tutto il sorriso della giovane donna veneziana, fotografata con il Corriere della Sera sulle spalle, dove si annuncia la nascita della Repubblica e esprime felicità per la fine di un tragico periodo. Similmente la giovane contadina che in Novecento di Bertolucci comunicava emozionata e correndo nel sole primaverile la fine della guerra. Una gioventù che ha sentito la necessità di ricominciare ed iniziare un nuovo corso della storia attraverso gli insegnamenti della Resistenza, affinché dopo la sconfitta del virus fascista l'Italia potesse far valere i principi di democrazia, di libertà e di partecipazione. E dopo quella felice e sorridente immagine, altre esperienze nate dalla Resistenza sono maturate. Ancora una volta la pittura e l'arte tutta le hanno interpretate sia nella tragica dimensione delle misere esperienze del secondo dopoguerra, sia come speranza di cambiamento e fiducia nel futuro, come le biciclette di Zigaina, diventate simbolo della lotta operaia e contadina, ma soprattutto come aspettativa di riscatto sociale. Ecco, riconoscersi nelle esperienze dei partigiani ora, per noi, vuol dire non rimanere muti e insensibili davanti ad opere d'arte che ci invitano ancora a non essere indifferenti di fronte alle nuove manifestazioni del fascismo.